La Regione Veneto si costituisce come parte offesa nei procedimenti relativi ad ogni ipotesi di reato che emergesse dalle indagini da parte delle procure sull'inquinamento PFAS. Dopo il blitz dei NASA alla Miteni e mentre fuori da Palazzo Balbi gli attivisti di Greenpeace manifestano proprio per l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche che interessa un'ampia area compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova, l'assessore all'ambiente Bottacin intende fare chiarezza una volta per tutte sulla posizione della Regione. Dopo aver denunciato il reato tramite ARPAV già nel luglio del 2013, questo spesso viene dimenticato, volevo comunicare che ci siamo costituiti per qualsiasi tipo di reato ambientale, anche il disastro ambientale a seguito della nuova normativa, in un eventuale processo che ci fosse nei confronti di chi viene rilevato che ha inquinato. Oltre ad aver sempre trasmesso le carte alle procure, la Regione, afferma Bottacin, è impegnata nel duplice compito di tutelare la salute dei cittadini e trovare una soluzione strutturale al problema. La prima cosa che è stata fatta è stata quella di installare dei filtri su tutti gli acquedotti che erano contaminati, quindi da quel momento l'acqua è sicura e la soluzione definitiva è quella di andare a pescare l'acqua con un acquedotto nuovo in una falda che non sia inquinata. Abbiamo già i progetti pronti, abbiamo la rassicurazione a parte del Ministero che arriveranno i fondi destinati a questo. Se l'acqua che esce dai rubinetti è sicura, ciò non toglie che la situazione è seria. ARPAV è impegnata in analisi costanti ed è l'unica in Italia che si è dotata di macchinari specifici per questo tipo di analisi sulle acque. Non essendoci più produzioni delle due sostanze principali dei FAS in questo momento, l'inquinamento non può che migliorare, sta migliorando. Chiaramente è un inquinamento molto pericoloso e molto difficile da bonificare.